Nell'abitato di Soligo, al centro di un crocicchio, appare al passante ignaro e distratto una chiesetta, apparentemente anonima e di poco interesse, avendo perso il suo contesto originario. E invece la chiesa di Santa Maria Nova è un insieme di religiosità, arte e storia. Le vicende dell'edificazione della chiesa sono intrecciate con la storia di un ramo cadetto dei celebri nobili da Camino. Eretto verso la metà del Trecento, completamente finanziato e voluto da Rizzardo da Soligo, figlio di Giacomo da Camino, l'edificio sacro aveva la funzione di cappella di famiglia, voluta dal suo fondatore forse per uno scopo devozionale o per prestigio della casata, o ancora per garantire la salvezza delle anime in un periodo molto travagliato a causa della peste del 1348. La chiesa ha una struttura ad aula unica e ha mantenuto per lo più l'aspetto originario, sopravvivendo anche ai danni dovuti ai bombardamenti della Prima Guerra Mondiale. All'interno della chiesa il visitatore è incuriosito dalla ricca decorazione ad affresco che occupa quasi interamente le pareti. Figure di santi si susseguono una accanto all'altra, in una splendida teoria che trasuda devozione, ma che immerge anche l'osservatore nella storia e nel costume di quell'epoca. Tra le figure di santi spicca una Santa Caterina, in piedi sulla ruota del suo martirio, la quale porta in capo e sulle mani 3 corone, che completano lo sfarzo del suo abbigliamento. Alcuni di questi santi, come i 2 Sant'Antonio Abate, i presunti San Martino e San Giorgio, hanno ai loro piedi degli oranti, membri della famiglia caminese di Soligo. Sulla parete di fondo del presbiterio si può ammirare una bellissima Madonna con il Bambino in trono, quattrocentesca, opera di un seguace del pittore Giovanni di Francia. La possibile funzione di cappella funeraria è testimoniata dall'affresco con la resurrezione di Lazzaro sulla parete destra. La figura di Lazzaro, che si erge dal sepolcro, infondeva un messaggio di speranza di resurrezione a tutti i membri della nobile famiglia dei Da Camino, ma ancora oggi anche a tutti i fedeli.